Il ministro per l'università torna a Padova per la seconda volta in 20 giorni e annuncia che l'Italia, per voce della presidente Meloni, si candiderà a ospitare l'Einstein Telescope. Anna Maria Bernini lo ha annunciato alla conferenza delle addette e degli addetti scientifici e spaziali organizzata dall'Università di Padova e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il telescopio verrà ospitato nella miniera di Sos Enattos in Sardegna, in accordo con quanto indicato dal premio Nobel Giorgio Parisi. La Bernini è anche ritornata sull'argomento degli accessi alla Facoltà di Medicina di Padova. Non esiste il numero chiuso per quanto ci riguarda, intoccabile. Noi abbiamo detto che questo modello non funziona, che vogliamo modificarlo. Lo stiamo facendo, ad aprile daremo i risultati e sarà un aumento progressivo, quindi sicuramente supereremo lo stadio attuale, sarà un aumento progressivo degli accessi alla facoltà di medicina che dovrà coincidere anche con un ampliamento dell'accesso alle scuole di specializzazione, altrimenti non avrebbe senso aprire la porta agli accessi a medicina e poi richiuderla sulle scuole di specialità. Quindi faremo un lavoro combinato, sarà un lavoro estremamente concreto, basato sui fabbisogni e sulla sostenibilità e sarà soprattutto progressivo, aumenteremo sempre di più.